Grave incidente in A12, dipendenti di autostrade travolto da un camion mentre prestava assistenza ad un veicolo in panne, feriti anche 2 poliziotti della stradale. Porto di Santa Margherita Ligure via libera in conferenza dei servizi al progetto per la messa in sicurezza. La fabbrica di Ciocco Pilato vince l'edizione 2019 della barca arruolata a Sestri Levante, grande successo di pubblico in Baia del Silenzio. Chiude in rosso il bilancio consuntivo 2018 di Zoagli, il documento contabile è aggiornato e approvato dal commissario prefettizio che ha predisposto il piano di rientro. Ultime fasi per il rifacimento del tetto della palestra comunale di Cicagna, la struttura tornerà agibile per l'inizio dell'anno scolastico, spesa prevista 100.000 euro. ASL 4, l'RSU della CISL è soddisfatta per i codici di colore per l'accesso al pronto soccorso, ma chiede più personale per l'emergenza. Operativa la nuova rotatoria all'uscita della A12 a Lavagna, la notte ha posizionato il New Jersey ed è stata disegnata la nuova viabilità. Aggiunta una nuova sezione all'asilo nido comunale di Chiavari, la decisione approvata in giunta al comune dà una risposta importante a tante famiglie che sarebbero rimaste escluse. Continua il confronto per arrivare alla riapertura del porto Carlo Riva di Rapallo, la regione ha richiesto ulteriore documentazione ai gestori. Il ponte della Maddalena riaprirà non appena ci sarà l'ok della soprintendenza, dopodiché il comune di Chiavari avvierà la gara d'appalto. Lutto nella politica genovese, morta a 80 anni Piero Fossati, già assessore e commissario straordinario dell'ex provincia di Genova. Federico Marenco sarà il prossimo direttore dell'Ente Parco di Portofino, a dicembre il passaggio di consegne con Alberto Girani. Castiglione Chiavarese, varato il documento di programmazione, previsti interventi nel prossimo triennio per quasi 4 milioni di euro. Sestri Levante applicherà il fattore famiglia all'asilo nido e tra i primi comuni del Tigullio che aderisce al patto siglato con il Forum delle Famiglie. Al lavoro anche Lavagna e Rapallo. Turismo, si va verso il tutto esaurito nel Tigullio negli alberghi per i giorni di Ferragosto, ma il mese presenta luci e ombre. Il Tigullio cerca spunti per rilanciare e rafforzare il turismo. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo del grave incidente che si è verificato in A12, un camion ha travolto un mezzo di autostrade che era intervenuto per dare soccorso a un mezzo in panne, gravissimo, i dipendenti di autostrade e coinvolti anche 2 agenti della stradale. Parleremo anche del porto di Santa Margherita Ligure, la conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto per la messa in sicurezza dello scalo, e poi a Sestri Levante andiamo a vedere come è andata la barca arruolata edizione 2019. Vediamo i servizi. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri Renato Nicolini, il dipendente della società Autostrade di 51 anni di Sestri Levante, che ieri mattina è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto poco prima delle 10 lungo l'autostrada A12 fra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova nella galleria Sant'Anna. L'uomo stava prestando assistenza ad un'auto in panne ferma in galleria sulla destra. Sul posto era intervenuta anche un'auto della Polizia Stradale di Genova, un camion che poteva viaggiare nonostante il divieto di norma imposto ai mezzi pesanti nei fine settimana, ha centrato in pieno il furgone di autostrade che era stato sistemato a bordo della carreggiata. L'uomo è rimasto schiacciato tra il furgone e la parete della galleria. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Ha riportato fratture costali, contusioni polmonari ed un pneumotorace, un ematoma al fegato, la frattura del bacino, fratture e lussazioni agli arti inferiori. Accompagnato alla piazzola dell'elisoccorso di Cogorno, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato trattenuto nel punto di rianimo del pronto soccorso per diverse ore, prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico congiunto fra plastici ed urologi. Feriti anche il conducente dell'auto in panne e i 2 agenti della Polstrada che si trovavano sul posto, trasportati tutti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. I 2 agenti della Polstrada sono stati dimessi, così come un secondo operatore di autostrade. Lesioni non
non importanti per il conducente del camion, mentre è rimasto praticamente illeso il conducente dell'auto che si trovava ferma in galleria. La carreggiata verso Genova dell'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. I volontari della Protezione Civile hanno distribuito acqua alle persone che si trovavano in coda da Deiva verso Sestri Levante. Traffico in tilt dunque anche sull'Aurelia fra Lavagna e Sestri Levante. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 15. Via libera al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure. L'approvazione è arrivata stamani dalla conferenza dei servizi riunita in comune. Il piano d'opera, presentato lo scorso 29 marzo, ha un valore di 15 milioni di euro ed è stato elaborato in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Provveditorato delle Opere Pubbliche, con la Sovrintendenza, la Capitaneria di Porto, Regione, Città Metropolitana e Comune. Il tutto per accelerare la fase di approvazione. Un intervento fondamentale per la messa in sicurezza dello scalo e della città, spiega il sindaco, calibrato per reggere a eventi calamitosi come quello della mareggiata del 29 ottobre scorso. Il prossimo passaggio sarà l'avvio del bando di gara per poter consegnare il primo lotto di lavori entro settembre, così da rispettare i tempi previsti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Uno step che arriva dopo la riapertura del porto cittadino, che nel giro di 9 mesi dal disastro di ottobre è stato ricostruito e reso agibile. A poco la comunità sammargheritese sta superando i disagi della calamità dello scorso anno. Per il ripristino delle grandi strutture sono ancora necessari alcuni interventi. Penso alla strada che collega Paraggio e Portofino, che già ha un senso unico alternato oramai da aprile, ma che in realtà bisogna ancora di completare gli interventi per il doppio senso e per la totalità della passerella pedonale, che oggi è stata ripristinata per circa un terzo. Il depuratore in realtà è stato ripristinato in maniera completa, manca ancora una parte di scogliera a protezione. Il porto visivamente non presenta più le cicatrici di ottobre, a settembre deve partire il primo dei 2 lotti di lavori per mettere in sicurezza la parte delle fondamenta della punta del porto. Bottino pieno per la fabbrica di Cioccolato, che vince la Barca Arrotolata 2019 e si aggiudica anche il premio speciale della giuria dei bambini. La fabbrica ha preso vita da un'idea di 4 ragazzi 25enni, originari della frazione di Pila, che hanno allestito una costruzione fedele alla celebre fabbrica di Roald Dahl. Secondo posto per la Turbo Lumaca del gruppo Maya and the Honest Man. Il gradino più basso del podio invece per la Freccia di Portobello, dei ragazzi del Box 181. Quest'anno, nonostante lo spostamento per il maltempo, ho visto davvero una presenza di persone enorme. Mi sembra una delle barcarolate più partecipate degli ultimi anni e davvero vedere le barche, l'energia delle persone nel realizzarle, uno spettacolo pirotecnico davvero di un grande fascino poi in questa cornice, quindi una grande soddisfazione. Dopo la sfilata dei 17 natanti in concorso si è svolto lo spettacolo pirotecnico. Un grande successo di pubblico per un evento consolidato, che è di grande richiamo sia per i locali e sa generare molta curiosità e attenzione anche nei turisti. È un'edizione all'insegna della tradizione, direi, consolidata, e direi che anche quest'anno la Barca non ci ha deluso. Tempo perfetto, una buona partecipazione e il gran finale dei fuochi, come sempre si fa distinguere, insomma, e concludere degnamente la manifestazione. La politica amministrativa. Nei telegiornali di martedì abbiamo parlato di Zoagli, è stato approvato dal commissario straordinario il bilancio consuntivo 2018 e poi a Cicagna si sta completando l'intervento al tetto della palestra comunale, ma sono altri gli progetti che stanno per partire. E poi per la sanità l'RSU della CISL si dice soddisfatta per l'introduzione dei nuovi codici di colore per l'accesso al pronto soccorso, ma chiede maggiore impegno per quanto riguarda il personale per la gestione delle emergenze. Sentiamo. Il bilancio consuntivo 2018 del comune di Zoagli si è chiuso con un passivo di 551.203,28 euro. Ad approvare il documento contabile il commissario prefettizio Ornella Sansalone, alla guida dell'amministrazione comunale dallo scorso 9 luglio dopo lo scioglimento del Consiglio. Il rendiconto 2018, varato lo scorso 31 luglio, va a sostituire di fatto il documento approvato dall'allora Consiglio comunale il 17 aprile, non idoneo in quanto votato dopo la scadenza dei leggi del 31 marzo. Riepiloga in
maniera questa volta corretta la situazione finanziaria dell'ente, a fronte di un fondo cassa inattivo di 647.000 euro, dato dalla differenza tra le riscossioni e i pagamenti. Il Comune nel corso dell'anno passato ha visto un forte incremento delle spese che a consuntivo hanno portato ad un buco di 134.167 euro, che sommati agli oltre 380.000 euro di crediti di dubbia esazione e ai fondi vincolati per legge hanno portato la situazione debitoria del Comune a sfondare quota 550.000 euro. A far assumere il colore rosso al rendiconto 2018 è stata di fatto la cancellazione dei residui, come le mancate riscossioni dell'IMU, dell'ICI e delle multe, voci che per norma di legge devono essere accertati per cassa e quindi non possono essere annoverate tra i saldi positivi. L'eliminazione dei residui attivi per 992.510.000 euro è stata solo parzialmente compensata dalla cancellazione dei residui passivi, che ammontava invece a 210.887 euro. Certificata la situazione contabile, il commissario prefettizio ha predisposto una serie di variazioni al bilancio previsionale triennale che ne certifichino il pareggio per i prossimi anni, iscrivendo per prima cosa a bilancio l'importo negativo, i 551.000 euro, suddivisi in quote annuali. Per arrivare al pareggio di bilancio poi, nel documento previsionale triennale, sono state spostate e ricalibrate alcune voci tra i diversi capitoli, agendo nel contempo sulla fiscalità e la riduzione delle spese. Alla luce di questo, il bilancio di previsione 2019 prevede il pareggio a oltre 10 milioni di euro e scenderà a 7 milioni per gli anni 2020 e 2021. Sono addirittura d'arrivo a Cicagna i lavori di ripristino del tetto della palestra comunale. Con una spesa di oltre 100.000 euro è stata ripristinata la copertura danneggiata dall'ondata di maltempo dell'autunno scorso. Entro l'inizio dell'anno scolastico l'intervento sarà concluso per permettere l'utilizzo della struttura agli alunni del comprensivo. In autunno partiranno anche i lavori di rifacimento degli asfalti e di parte dell'impianto di illuminazione cittadino, a disposizione in questo caso un finanziamento complessivo di 100.000 euro. Entro fine agosto, infine, una volta sciolto il nodo del leasing delle attrezzature presenti all'interno, sarà pronto il bando per l'affidamento della gestione dell'altra palestra di proprietà del Comune che sorge a fianco alla piscina. Ci stiamo lavorando, penso che i primi mesi dell'autunno partirà il bando e ci sarà l'apertura tanto attesa dopo il fallimento che c'è stato della società che aveva in gestione. E per una realtà sportiva che dovrebbe ritornare fruibile in autunno, un'altra sta diventando un punto di riferimento per la popolazione locale. Inaugurato a maggio, il Parco Cavagnari mette a disposizione diversi spazi per praticare tennis, pallavolo e volley, ma non solo. Un'area parco con giochi per i più piccini, dopo tanto tempo il primo centro tennis gestito dalla Polisportiva Val Fontana Buona di Cicagna. Ora si organizzano corsi di tennis sempre per adulti e per piccoli, e nel circolo, centro sportivo del CSI, affiliato al CSI, si organizzano feste di compleanni, abbiamo partite di calcetto e poi lezioni sempre di tennis. È un punto di aggregazione sia per grandi che per piccini. Soddisfatti del passo in avanti, ma occorre qualcosina in più, soprattutto dal punto di vista del personale. In sintesi è il pensiero dei rappresentanti RSU di CISL, Funzione Pubblica, della ASL 4, sulla nuova codifica dei codici colore per l'accesso ai pronto soccorso. Un parere conforme con quanto detto dalle associazioni sindacali di medici e infermieri a livello nazionale. In sintesi, bene il nuovo modello approvato giorni fa in conferenza Stato-Regioni. Si va dall'1 per i casi più gravi al 5 per la non urgenza, vengono stabiliti anche i tempi massimi di attesa e in caso di urgenze minori, sulla base di specifici protocolli medico-infermieristici, si potranno ricevere trattamenti assistenziali rapidi e diretti, sia in spazi presenti nel pronto soccorso, sia indirizzando i pazienti verso le strutture del territorio. Le perplessità dei lavoratori piuttosto riguardano il personale. Temiamo, scrive l'RSU CISL dell'ASL 4, che queste misure siano insufficienti se non verrà messa in atto un'adeguata copertura di organico, che in questo momento all'ospedale di Lavagna è assolutamente carente. Un personale che, è da immaginare, lavora duramente, tanto che l'equipe del pronto di Lavagna ha ricevuto di recente il premio Esculapio d'Oro del Comitato Assistenza Malati Tigullio.
La buona notizia, prosegue le CISL Funzione Pubblica, è che la Regione Liguria ha concesso il nulla osta a nuove assunzioni, motivo per cui abbiamo buone speranze che il personale venga sostenuto in maniera più adeguata. Una decina di dipendenti inoltre sarà chiamato dall'ASL 4 a tempo determinato per le sostituzioni di maternità, spiega il sindacato. Questo è visto come un ottimo passo avanti e nel solco di un nuovo e proficuo processo di collaborazione e sensibilità reciproca. I vertici della ASL poi sono tornati a esprimersi rispetto all'inizio degli interventi di ristrutturazione del pronto soccorso di Lavagna a partire da ottobre. Ci saranno disagi, ma, spiega CISL in conclusione, guardiamo con favore a questo rinnovamento perché oggi gli spazi disponibili non sono più idonei ad ospitare in maniera decorosa tutta l'utenza che si rivolge alla nostra struttura. È diventata operativa nella notte tra martedì e mercoledì la nuova rotatoria all'uscita del casello autostradale di Lavagna. Inizierà adesso un periodo di sperimentazione, poi il 26 di agosto si riprenderà con i lavori. E poi a Chiavari è stata aggiunta una nuova sezione all'asilo nido comunale Soracco, questo per dare risposta alle tante famiglie che hanno bisogno di questo servizio sul territorio chiavarese. Vediamo. Come sta andando secondo il vostro osservatorio? La situazione per ora è monitorata dal nostro corpo di polizia municipale, sta andando tutto abbastanza bene, quindi speriamo che appunto questo possa avere positive ripercussioni anche in futuro. Ci potranno essere dei cambiamenti su quello che sono i margini in questo momento disegnati sull'asfalto? Sì, ora appunto noi in queste 2 settimane in cui appunto i lavori verranno sospesi si cercherà di valutare i miglioramenti da effettuare, in particolar modo dall'uscita dell'autostrada, magari facendo rientrare appunto la segnaletica adesso disegnata. Fino a quando ora rimarrete fermi quindi? Fino al 26 e poi dal 26 ripartiranno i lavori appunto di costruzione dei cordoli, dei marciapiedi, partendo innanzitutto dagli spartitraffico laterali. Quindi una sperimentazione di un paio di settimane, dopodiché i lavori quando dovrebbero terminare? Si prevede che se tutto va bene verso la fine di settembre, salvo appunto imprevisti del caso. Cosa potrebbe essere realizzato all'interno di questo grande spazio che sarà la rotatoria centrale? Che cosa sarà fatto qui dentro ancora in fase di valutazione, ci stiamo appunto muovendo, noi come appunto amministrazione ci siamo insediati da pochi mesi, abbiamo appunto parlato anche col sindaco e il sindaco avrà un bel progetto da poter proporre a chi arriva a Lavagna. Prima giornata con la rotatoria all'uscita del casello della 12, come è andata? Il traffico scorre bene, oggi ce n'è parecchio traffico e quindi è già un primo test per valutare se la viabilità funziona. A vederla così funziona. Abbiamo un problema un po' dei cantieri, di questi 2 cantieri dell'Italgas che creano un po' di strozzatura, quindi rallentano parecchio il traffico. Una cosa che si dovrebbe risolvere in un paio di giorni. Al di là delle modifiche diceva che la rotatoria centrale sarà sormontabile, un po' come si vede in altre rotonde. Una parte sicuramente, il bordo esterno sicuramente sormontabile, non so esattamente di quanto, ma penso perlomeno 1 metro al giro sarà sormontabile. Che cosa avete deciso? Abbiamo deciso di aggiungere una sezione perché quest'anno abbiamo avuto un numero di richieste e di iscrizione molto più alto, quindi purtroppo avevamo circa una 40 di bambini che non potevano essere accolti perché le sezioni erano già complete. Avete provato strade alternative? Abbiamo provato strade alternative, senz'altro, abbiamo chiesto a tutti gli altri asili nido che sono nel nostro comune se erano in grado di accogliere questa 40 di iscrizioni, ma purtroppo anche nelle altri asili erano completi. Per dare spazio a questa nuova sezione che cosa avete deciso di fare? Abbiamo deciso di rivedere tutto l'insieme degli iscritti perché non sono tutti della stessa età, quindi sono stati ridistribuiti i bambini cercando di mantenere il più possibile i gruppi esistenti e abbiamo istituito questa nuova sezione che sarà la sezione aggiunta. La sezione aggiunta avrà come insegnanti sempre insegnanti dell'ATI che ha vinto il bando l'anno scorso e questo ci garantisce una continuità educativa all'interno del nostro asilo. Quanto vi costa e cosa avete dovuto fare per raggiungere la cifra? Il costo è di 74.000 e rotti annui. Abbiamo dovuto, per avere questa cifra a disposizione per questa iniziativa, abbiamo dovuto sottrarre questa cifra dalla cifra che normalmente a fine anno dedichiamo alle associazioni.
per cui le associazioni quest'anno tireranno un pochino di più la cinghia, ma ci sembrava che questa fosse una priorità assoluta. A Rapallo continua il confronto sulla riapertura del porto Carlo Riva. In regione si è svolta una riunione tecnica che ha fatto il punto della situazione. Poi il punto della situazione è stato fatto anche sui lavori al ponte della Maddalena tra Chiavari e Lavagna. Si sta aspettando il via libera della soprintendenza per partire con l'intervento di ripristino. E infine un lutto ha colpito il mondo della politica genovese, mancato all'età di 80 anni l'ex assessore alla viabilità e commissario straordinario della ex provincia di Genova Piero Fossati. Sentiamo. Bisogna fare ancora dei passaggi altrettanto importanti per quanto riguarda il molo, la tenuta del molo, bisogna riportarlo almeno alle condizioni precedenti della nostra mareggiata. C'è ancora del lavoro da fare per arrivare alla riapertura in sicurezza del porto Carlo Riva di Rapallo. Per ora quella arrivata dagli uffici della Regione Liguria è la richiesta di ulteriore documentazione per arrivare al ritorno all'operatività parziale dello scalo turistico rapallese distrutto dalla mareggiata di fine ottobre. Nella riunione tecnica tenutasi questa mattina a Genova, a cui hanno partecipato anche la direzione del porto e i rappresentanti politici e tecnici del comune di Rapallo, si sono messi sul tavolo tutti gli interventi messi in campo per ripristinare fino ad oggi le minime condizioni di sicurezza. Quello che è stato fatto però, conferma il sindaco, per la regione non è ancora sufficiente. Nodo centrale è l'altezza della diga foranea. In questa fase non si sta parlando di potenziamento, ma solamente di ripristino della situazione pregressa. Non siamo ancora arrivati al ripristino della situazione pregressa. Una volta era 5,50 metri, ad oggi è 4,60. Altro elemento su cui si sta lavorando è la messa in funzione di un impianto antincendio a norma. Il porto avrebbe elaborato un progetto di sistema mobile con la presenza di un presidio dei vigili del fuoco. Il vincolo dell'altezza della diga foranea però ha messo in pausa anche questo capitolo. Stanno lavorando assolutamente, poi si sente il porto, glielo possono confermare, dovrebbero avere risolto i problemi con una struttura mobile e anche con un ampliamento ancora suppletivo dell'impianto che c'era in precedenza. Il Comune conferma la linea del dialogo e da parte sua si dice fiducioso di una rapida soluzione del problema. Nel contempo sta portando avanti con la parte sindacale gli aspetti legati allo stop forzato dei lavoratori impiegati nel porticciolo rapallese. Siamo in stretto contatto con i sindacati e si sta parlando proprio in questi giorni, ma non era un appuntamento di questa mattina. Oggi si è parlato di sicurezza del molo e soprattutto per quanto riguarda le altezze. Il comune di Chiavari attende il via libera della sovrintendenza prima di riaprire al traffico il ponte della Maddalena. A spiegarlo l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso, che auspica di ricevere l'ok entro la fine del mese. L'indagine, eseguita sui basoli di pietra e costata 13.000 euro, ha spiegato il motivo del loro spostamento. La parte sottostante di sostegno è andata nel tempo deteriorandosi, portando ad una rotazione verso l'esterno dei basoli stessi, su cui peraltro poggia la ringhiera di protezione. Il Comune ha già individuato una possibile procedura di intervento. È stato mandato un progetto alla sovrintendenza. L'intervento dovrebbe prevedere, se concordato, la realizzazione di un cordolo verso la careggiata che vada ad ancorare in maniera salda sia i basoli riposizionati sia la ringhiera che anch'essa dovrà essere riposizionata. La sovrintendenza non accetta interventi in cemento armato generici, ma prevede l'utilizzo di particolari tipologie di materiali. Tutto questo per evitare una prima soluzione prospettata, che era quella del restringimento della careggiata, che ovviamente non risulta attivabile stante la non eccessivamente ampia larghezza della stessa. La situazione dunque si può così sintetizzare: l'indagine è conclusa e la sovrintendenza deve dare l'ok. Non appena arriverà, il ponte sarà riaperto al traffico. Dopodiché sarà avviata la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino e il Comune cercherà le risorse, per ora non disponibili, tenendo conto che i costi sono lievitati oltre le aspettative iniziali. Terminato questo iter, il ponte sarà nuovamente chiuso per il restyling finale. Ad oggi non abbiamo ancora ovviamente individuato una spesa per l'intero intervento. Si prevede che comunque, una volta concordato, potrà essere eseguita a lotti successivi e il primo lotto si presuppone potrebbe essere intorno ai 40-50 mila euro. Non mancava mai di rispondere al telefono e se non poteva in quel momento richiamava, sempre disponibile a dare informazioni, a spiegare qualcosa, mai scocciato, mai superiore, anzi preciso, serio e cortese. È il primo ricordo che viene alla mente pensando a Piero Fossati, scomparso oggi a 80 anni.
Per 10 anni, dal 2002 al 2012, è stato assessore alla viabilità e alla protezione civile e poi commissario straordinario dell'ex provincia di Genova nel passaggio cruciale verso la costituzione della città metropolitana. Fossati era l'esempio della buona politica, onesto, un lavoratore umile e preparato che conosceva ogni metro delle strade provinciali, ogni frana, ogni disagio. Un amministratore riconosciuto da tutti e oggi ricordato dal mondo della politica genovese, ma anche da tanti sindaci del Tigullio, in particolare da quelli dell'entroterra. La sua ultima apparizione pubblica è stata nel 2015, all'inaugurazione della nuova variante Settembrin, un progetto che aveva seguito per tutti i 10 lunghi anni dell'iter progettuale. Nell'edizione di quell'anno dell'Expo di Calvari, peraltro, ricevette un riconoscimento per il suo spirito di servizio. Facendo un passo indietro di un solo anno, Fossati aveva coordinato le squadre di intervento sulla rete provinciale colpita dal maltempo con innumerevoli frane, smottamenti e cedimenti di carreggiata per vari milioni di euro di danni. Fu sua poi la decisione, che spiazzò molti, di chiudere gli 88 istituti superiori dell'ex provincia il sabato, scelta che scatenò le polemiche ma che di fatto resiste ancora oggi a distanza di 5 anni. E poi tanti altri temi, dalla TP alla caccia, dall'ambiente ai rifiuti. Fossati non mancava mai di lavorare e documentarsi, con il desiderio di fare bene, non di scaldare la poltrona. Per questo, 5 anni dopo la sua ultima intervista, quel giorno piovoso a Settembrin, la notizia della sua morte ha portato una certa nostalgia per chi sapeva fare politica con grande umanità e spirito di servizio. Sarà Federico Marenco il prossimo direttore dell'Ente Parco di Portofino. A dicembre succederà all'attuale e in fase di scadenza Alberto Girani. A Castiglione Chiavarese poi per parlare del documento unico di programmazione che ha fatto il bilancio delle opere pubbliche previste per il prossimo triennio. In tutto è prevista una spesa di oltre quasi 4 milioni di euro. Sentiamo. Federico Marenco è una persona molto operativa che ha voglia di fare. Ha già un ruolo di rilievo come presidente di altri 2 parchi regionali, il Parco delle Alpi Liguri e il Parco dell'Antola. Credo che sia importante che la Regione abbia pensato, in coordinamento con il nostro ente, di stabilire un rapporto diretto in maniera che avere un loro funzionario all'interno anche del nostro parco incrementa la sinergia tra Ente Parco di Portofino e Regione Liguria. Ci sarà un periodo di affiancamento con il direttore uscente Alberto Girani. Quali saranno i temi che saranno affrontati insieme in questo cammino di condivisione? È quello che avevamo chiesto, cioè non trovarci poi improvvisamente senza un direttore che fra l'altro alle spalle ha un decennio di storia di impegno per il Parco Portofino, ma poter avere un accompagnamento di equilibrio tra la fine e la ripartenza. In questi giorni, già oggi, ho firmato un provvedimento che uscirà lunedì in maniera da distribuire tra diverse aree le competenze e dare un coordinamento tra Girani e Marenco che ci possa consentire di arrivare preparati al momento in cui si partirà con il nuovo direttore, che adesso sarà reggente per alcune aree e poi sarà direttore nel momento del pensionamento di Girani. Girani, figura storica del parco. Tanti passi sono stati fatti in avanti con lui alla direzione del parco, adesso c'è in prospettiva l'istituzione del Parco Nazionale. Ci sono novità da questo punto di vista anche alla luce di quello che sta succedendo a Roma? Sì, credo tanto che Alberto Girani rappresenti una storia importante per il Parco di Portofino, fra l'altro durata anche a lungo, per cui io esprimo il mio ringraziamento per il suo operato e anche per quello che farà in questi mesi per affiancare quello che sarà il nuovo direttore, in maniera da dare continuità all'azione amministrativa del Parco di Portofino. Siamo in una fase delicata che è anche transitoria verso un parco nazionale, quindi come dire, la nostra gestione in questo momento non è soltanto per dare una prospettiva di sviluppo al Parco di Portofino, ma anche per accompagnare il processo che lo vedrà transitare da regionale a nazionale. Fra l'altro sicuramente con un'incertezza politica generale che pertanto si rispecchia anche su quello che è lo sviluppo di questo iter, al di là di una serie di problematicità che erano già emerse nei mesi passati e sui quali stiamo lavorando come comuni coinvolti, come Ente Parco, come Regione Liguria. Quasi 400.000 euro per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Campegli, 327.000 euro per un primo lotto del rifacimento del centro sportivo comunale in località Pastine, 198.000 per il completamento della riqualificazione energetica del palazzo comunale e 100.000 per la valorizzazione della rete escursionistica della Val Petronio. Sono alcune delle principali voci di spesa inserite nel documento unico di programmazione approvato dal Comune di Castiglione Chiavarese per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Se per il prossimo anno l'amministrazione ha intenzione di realizzare lavori per oltre 1 milione di euro, interventi che saranno finanziati attraverso la partecipazione a bandi pubblici, nel 2021 le risorse messe in preventivo arrivano a sfiorare i 2 milioni di euro per scendere a 900.000 nell'ultimo anno inserito nel documento. Negli ultimi 2 anni l'attenzione si concentrerà nello specifico sulla riqualificazione del centro storico di Velva, previsto l'impegno di oltre 1,5 milioni di euro, di quello di Missano e il completamento di quello del capoluogo. Nel frattempo, all'elenco di opere messe in cantiere per i prossimi 3 anni, altre ne stanno per partire nell'immediato. Fra queste, proprio nel cuore del borgo di Castiglione Chiavarese, la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Canzio per una spesa di quasi 180.000 euro. Verranno 10 parcheggi subito, 10 successivamente, e abbiamo avuto delle difficoltà perché c'è l'ingresso sulla statale, ma anche questo stiamo portando a termine. Credo che questo sia un lavoro importante perché era iniziato 10 anni fa che si doveva fare dei box, invece la gente poi i box non ne ha preso e allora abbiamo dovuto prendere con i nostri finanziamenti per fare questo lavoro. Altri interventi ai nastri di partenza per Castiglione Chiavarese interesseranno la viabilità del territorio. Per una spesa di 50.000 euro l'impianto di illuminazione pubblica verrà dotato di lampadine a LED. Partirà poi l'intervento per allargare la strada che dal cimitero di Campegli porta al Monte Pu, una spesa di 20.000 euro, e la realizzazione di un parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati per una spesa di 18.000 euro. Per un intervento di 250.000 euro ciascuno verrà messo mano a altre 2 strade comunali, quella che dal Bracco porta a San Nicolao e quella che da San Pietro di Frascati porta al sito archeologico di Monteloreto. Oltre al manto stradale che verrà ripristinato, verranno fatti attraversamenti, verranno fatte tombinature, verranno fatte isole per poter fermarsi. I comuni del Tigullio al lavoro per applicare il fattore famiglia, il provvedimento chiesto a gran voce ripetutamente dal forum delle associazioni familiari. La prima amministrazione che adotterà questo sistema sarà quello di Sesti Levante per l'accesso all'asilo nido, ma al lavoro anche le amministrazioni di Lavagna e di Rapallo. Sentiamo. Per il momento è Sestri Levante l'unico comune del Tigullio che applicherà il fattore famiglia. A spiegarlo è Raffaele Loiacono, presidente del forum delle associazioni familiari, che da anni tenta di convincere la politica locale a sostenere le famiglie del territorio. Ora alcuni risultati si stanno ottenendo. Il fattore famiglia, che prevede un accesso più equo ai servizi, a Sestri Levante sarà applicato all'asilo nido. È già stato inviato un questionario che permetterà di stilare una graduatoria che per alcuni nuclei familiari con particolare necessità o disagio vorrà dire pagare meno o essere totalmente esentati. Un ottimo risultato, dice Loiacono, che in questo periodo ha un fitto calendario di incontri con i sindaci del territorio. Certo, spiega, accettare le proposte del forum non è così immediato e i tempi spesso sono dilatati. La giunta di Lavagna ha già incontrato Loiacono ed è stata espressa la volontà di collaborare, nei limiti del possibile, vista la situazione di dissesto. E un altro comune che sta lavorando per applicare il patto firmato con il forum è Rapallo. La consigliera Elisabetta Ricci incontrerà gli uffici e tutte le associazioni che a livello parrocchiale e non si occupano delle necessità delle famiglie. Noi avevamo già dato la nostra adesione a portare avanti le attività in cui il forum crede e abbiamo già concordato che nel mese di settembre ci incontreremo per fare questo tavolo di lavoro e cercare di mettere giù una sorta di calendario di attività concordato anche con tutto il mondo di volontariato che è inerente alla famiglia. Con il vice sindaco Brigatti invece affronteremo un po' la tematica del bilancio per vedere quali risorse sono state assegnate ai servizi sociali di cui lui ha l'assessorato e una parte poi spetterebbe alle politiche della famiglia. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento quest'oggi è dedicato al tema del turismo. Si apre la settimana di Ferragosto con numeri da tutto esaurito per quanto riguarda gli alberghi nei giorni a cavallo del 15 di agosto, ma non mancano luci e anche ombre su tutto il periodo agostano. Abbiamo fatto il punto con il presidente degli albergatori del Tigullio, ma intanto il territorio si interroga anche su proposte per rilanciare e rafforzare l'offerta turistica. Vediamo tutto questo nei prossimi servizi. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana e l'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Bene i giorni a cavallo di Ferragosto, dove si va per il tutto esaurito, meno positivi i dati dell'intero mese, dove i turisti ci sono ma le presenze si allineano alla tendenza degli anni prima del 2016. Sono i primi dati che emergono dall'analisi dei flussi turistici da parte degli albergatori del Tigullio. Eravamo abituati al 2016-2017 che sono andati molto bene e quindi penseremo ancora di aumentare le presenze di quegli anni lì, ma non sempre succede così, ci sono delle punte e delle valli, ci siamo riposizionati sugli anni 2014-2015, però è fisiologico, è normale, bisogna accettarlo. Una riduzione delle presenze alberghiere, ha spiegato il presidente Verdin, che va di pari passo con l'incremento della scelta dell'appartamento turistico come sistemazione, un travaso quantificato dall'associazione tra il 10 e il 12%, e con il ritorno delle offerte dei territori limitrofi, come la vicina Costa Azzurra, che hanno superato le difficoltà contingenti e possono contare su costi di gestione inferiori rispetto alle strutture nostrane. Sul fronte della tipologia delle presenze turistiche, il quadro che emerge conferma la presenza degli stranieri, in primis i russi e gli americani. Si stanno riconfermando le presenze di nazionalità russa e gli americani tengono bene. C'è un calo di tedeschi e gli svizzeri tengono anche bene, e anche i francesi. Si pensava che diminuissero l'anno scorso, invece stanno tenendo bene anche i francesi. Ecco, diciamo il Tigullio occidentale, parliamo Rapallo, Santa Margherita e Portofino, gli effetti della mareggiata si sentono ancora anche dal punto di vista dell'immagine del territorio o c'è una ripresa? Diciamo non più. Abbiamo qualche refuso, c'è qualcuno che ha reclamato perché non gli era arrivata la notizia di una mareggiata e quindi di un territorio ancora tipo in ricostruzione, vedi il Porto Carlo Riva che è deserto e quindi ma sono cose normali. 3,5 milioni di turisti in arrivo ogni anno, prevalentemente via treno, con picchi, come lo scorso 14 agosto, in piena allerta meteo arancione, di circa 20.000 presenze al giorno, sia residenziali che di passaggio. Sono i numeri che caratterizzano l'afflusso turistico delle Cinque Terre, parco nazionale e meta celebre in tutto il mondo. A tenere banco, nelle scorse settimane, l'ordinanza del sindaco di Rio Maggiore, Fabrizia Pecunia, che prevedeva l'allerta per folla, imponendo alle ferrovie, principale via di accesso a questi territori, per ragioni di sicurezza un numero massimo di persone che può sostare nell'area della stazione e dunque treni a prenotazione con flussi controllati. Pochi giorni fa l'ordinanza, dopo un ricorso al TAR delle stesse ferrovie, è stata bocciata per questioni procedurali, ma la sentenza ha sancito il prevalere della sicurezza sulla libera circolazione. Quali elementi può trarre il Tigullio dall'esperienza della vicina realtà delle Cinque Terre? Il tema è stato affrontato a margine della Commissione regionale sul turismo e gli spunti non sono mancati. Potremmo prendere da lì lo spunto per ampliare l'offerta turistica nostra. Si tratta di un lavoro di regia nel quale a mio avviso proprio la Regione può svolgere una funzione essenziale. Si tratta di trovare un modo per cui programmare appunto questi flussi e cercare di mettere dei pacchetti in campo che includano anche il nostro entroterra. Mi viene in mente Gamba Tesa piuttosto che il museo del Damasco di Lorsica, i nostri percorsi con le mountain bike, insomma ragionare perché il turismo venga distribuito e ne possano beneficiare chi ne ha meno e non aver problemi chi ne ha troppo. Uno dei temi che si è sviluppato in questi ultimi anni è stato quello di fare rete tra il territorio, Sesti Levante, Chiavari, la zona di Framura e quant'altro. Si tratterebbe di allargare comunque questa collaborazione? Assolutamente sì, e io dico anche che bisognerebbe davvero far sistema, lo diciamo da tanto tempo, è ormai una parola un po' abusata, far sistema con l'entroterra, perché il mare è un elemento di attrazione, però non può essere l'unico. E quindi avere una proposta che includa l'entroterra, secondo me, ci renderebbe molto più attrattivi.